Rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Candelù di Macerata la notte stessa dell'irruzione a Casa Biondo a Cavallino Treporti, sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria e condotto in carcere a Santa Bona in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sandro Levac, nomade 55 anni, è sospettato di essere l'autista della banda che in via Pordelio domenica sera ha tentato di compiere una rapina a mano armata andandosene a mani vuote per l'istintiva reazione dei padroni di casa, non prima di aver sparato a una gamba ad Alberto Biondo e aver colpito la testa con il calcio della pistola il papà Maurizio. I lettori di targa hanno rilevato l'Opel Astra intestata a Levac a poca distanza dalla casa del colpo. A una rotonda a 50 metri dall'abitazione dei Biondo avrebbe fatto scendere i complici, ma il suo difensore, l'avvocato Andrea Zambon, parla di ricostruzione erronea. Questa è una ricostruzione sfornita di ogni riscontro, nel senso che dagli atti di indagine, almeno per quanto io ho visionato, non vi è nessun elemento che possa comprovare questa ricostruzione. La presenza di Levac nella zona di Caballaring è tuttavia fuori di dubbio. Un testimone ha segnalato al 112 di aver visto una persona agitarsi in un bar all'arrivo dell'elisoccorso, intervenuto per trasportare d'urgenza Alberto Biondo all'ospedale di Mestre. L'individuo sarebbe fuggito proprio a bordo della medesima Opel Astra, vettura preceduta da una Lancia Delta rubata a Cavallino con cui potrebbero essersi defilati gli altri componenti della banda. Il difensore non smentisce che il 55enne si trovasse quella sera proprio a Cavallino. Lui era andato per esigenze personali, domani lo spiegherà il giudice, comunque aveva delle ragioni oggettive per recarsi lì, non era la prima volta che lo faceva, era stato tante volte e domani lo spiegherà il giudice. Possiamo definirli motivi familiari, ecco sì. Davanti al magistrato dunque Levac parlerà per chiarire, secondo il legale, che lui con la tentata rapina non c'entra nulla. Nella sua abitazione sono stati sequestrati, oltre alla macchina, anche dei telefoni cellulari. Non depongono a suo favore i precedenti per estorsione, furti aggravati e truffe, ma per il difensore si tratta di questioni di poco spessore. Per quanto ne so io non ha mai fatto nulla di grave, quindi non sono reati, diciamo, che si possono ipotizzare per il Levac questi qua. Eppure per gli inquirenti il quadro a suo carico è supportato da gravi indizi. Il 55enne è dunque accusato di rapina aggravata in concorso, ma il suo legale si spinge a dire: siamo tranquilli, non abbiamo nulla da temere. Mi opporrò anche alla convalida perché non vi sono i presupposti assolutamente per questo fermo di polizia giudiziaria, tantomeno vi sono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari che sono state chieste dal pubblico ministero.